Poi io non so i vostri mariti, ma il mio è scorreggibile, proprio scorreggibile. Ci devo stare dietro, guarda, dietro. Salvatore, ti hai lavato le mani? Salvatore, laviti le mani per cortesia. Salvatore, ti devi lavare le mani? Ma non ho fatto niente, sono andata a pisciare. Appunto, Salvatore, per cortesia. Dai, Salvatore, guarda, ti fanno anche l'applauso, dai, ti ho messo l'ammucchino vicino all'andebatterico. Non farlo tanto lungo, dai, minchia, questa casa è diventata un presidio chirurgico. Guarda che quando esci ti controllo con termoscalda, Salvatore. Sconsolata, guarda che un virus arriva dal pipistrello, mica dall'uccello. Ridere è una cosa seria, Anna Maria Barbera questo lo sa e io l'adoro. Spero piaccia anche a voi. Va bene, mi presento, via. Vengo da giù, anche se ormai ho perso completamente l'accento. Tante anni che sono a Torino. A Torino non si sta male. Tante volte mi chiedono come sono i torinesi. E come sono scomparsi. Siamo tutti di noi. Comunque, non si sta male. C'ho un lavoro, grazie a Dio, che fa schifo, ma ce l'ho. Ma però c'ho una bellissima casa in mente, perché momentaneamente da circa 25 anni sto in una camera iperbarca. Il matrimonio non mi posso lamentare, almeno fino adesso facendo le corna. Ho venuta qui stasera perché ho deciso di cambiare vita. Questo è il 2003, io il 23 compio anch'io gli anni, e se questi sono i miei primi 40 anni, figuriamoci se conti. Tanto ormai con mio marito siamo alla frutta, e non parlo di banana. Quando mi fa venire il nervoso quel tipo di uomo che dice: sai, lei mi ha provocato, ma che uomo sei? Che cosa c'hai nel cervello al posto dei neuroni? Gli ormoni. E qui mi si spiega l'espressione testa di ca. No. Che periodo, ragazzi, sembra ieri che ci applaudivamo da balcone. Adesso ci mandiamo a fanculo per le scale. Come mai questo interessamento? Dici, perché mi sembri profonda e mi metto una mano sulla coscia. È vero, ma tu sai nuotare. Dici, perché? Perché io sono così profonda che da un certo punto in poi non si tocca. Ma si può sapere dove ti trovi? Sembra almeno la zona, l'Asia, il continente, l'Europa, là. A Santo Domingo? Se non va lì, a Santo Domingo. Solo sei? Cocicce? Eh già, ora capisco. Io tutta... Come non vale la solita sicilianuzza gelosa? Perché tu olandese sei? Io meschina tutto il tempo dietro alla tela, filis. E lui se ne andò a Santo Domingo Cocicce. Se non va lisso. Me la saluti tu e poi la bottana di cicce. Ci dici anche a Cicce che il suo incantesimo superato fu. Sì, perché vedi, Ulisso, a noi femmine trasformare un uomo in un porco niente ci vuole. Dici, ma pensa che sta peggio, già. Io penso che sta peggio e mi sento meglio. Bella filosofia di merda. Mia sorella Sanda è bottana. Mio fratello Libero è detenuto. Anzi, approfitto a salutare tutte le detenute che ci seguono. Non crediate, anche noi fuori ci abbiamo il nostro altra cazzo. Mia zia c'ha quel morbo che ha il timer. Uno dice abbi fede, io abbi fede, ma abbi anche qualche dubbio. Porge l'altra guancia, io due ce n'ho, dopodiché mi posso incazzare. E mi deve indusiare. Mi deve entrare nell'anima, anche se ce l'hai lungo ma non mi arriva al cuore. F mi deve affascinare. G mi deve girare gli assegni.
H mi deve accarezzare. Sempre, quando meno me l'aspetto. I mi deve intuire. L mi deve leggere nel pensiero. M mi deve mantenere. N mi deve notare. Ovunque io mi ho sperdita, lui mi deve notare. Se no, se non mi riconosce lui, che mi deve riconoscere. O mi deve offrire. Sai, si usa fare, facciamo la romana, con la romana, io sono siciliana.